particolare sceglie la fede e l'abito a suo gradimento. Il viaggio di nozze. È lo sposo il protagonista del matrimonio 2011. L'abito da sposo l'ha già scelto? Ce l'ho già, quello lì. Ho scelto prima l'abito, prima del matrimonio. Quando le nozze? 21 maggio. Una fiera pensata anche per lui, quella allestita a Padova, è Sposi, il più grande evento dedicato al matrimonio del Nord-Est. E se la sposa originale sceglie l'abito rosa o nero fumé, lo sposo che sa osare indossa abiti sciccosi e capelli cotonati. Che tipo di uomo sceglie abiti così sgargianti? Beh, un uomo dal gusto decisamente originale e che vuole apparire unico nel suo stile. Lei si vestirebbe mai così? Perché no? Oggi diamo un'occhiata, vediamo insomma chi mi seduce meglio. Si vestirebbe mai in lustrini? No, beh, almeno io no, insomma. Retro l'abito e retro l'auto, presidenti per un giorno nel giorno delle nozze a bordo di una Cadillac del 1982. Perché è una macchina unica in Italia e rimanendo in linea con la nostra filosofia ci rivolgiamo a chi cerca di distinguersi rispetto alla massa. Auto presidenziale di questi tempi, cambiamo argomento, direi, cosa dice, no? E prima del fatidico sì, anche per lui il relax è d'obbligo. Si fanno coccolare, ma soprattutto desiderano sicurezza nel loro aspetto il giorno più bello della loro vita. Viziare lo sposo, anche perché spesso è soprattutto lui che paga e paga bene. 14.000 euro è il costo medio che spendono le coppie in Veneto per il gran giorno. Negli anni della crisi economica non si rinuncia a niente. Le coppie comunque investono parecchio in questo giorno, è il giorno del loro sogno e non rinunciano a niente per raggiungere i loro obiettivi, per cui quel giorno sia perfetto. Che cosa significa? Che ci si indebita addirittura? Sì, si indebitano, o fanno anche mutui o dilazionano i pagamenti. Quanto si spende per sposarsi? Sempre troppo. Eh sì, costa caro. Pranzo in primis, in media 10.000 euro per circa 90 invitati. E se amici e parenti lievitano di numero, niente paura, arriva il London Bus. Ma è per la sposa o per i parenti? Per chiunque voglia utilizzarlo, gli sposi, i parenti, facciamo il servizio navetta e ci si diverte anche all'interno perché abbiamo la musica Quanto costa noleggiarlo? e diciamo che siamo sui 700 euro per il pacchetto completo. E poi ci sono le fedi dai 200 ai 1.000 euro e più per brillanti, brillantini o incisioni particolari. Fede bianca o gialla quest'anno? Quest'anno fede bianca e gialla, ma la novità è la fede colore rosa. Viene messa una parte di bronzo, per cui diventa rosato, rame. E anche nel matrimonio la TV ha fatto scuola. Il wedding planner, l'organizzatore dell'evento di gran moda oltreoceano, sbarca anche in Veneto. Ma non c'è più voglia di organizzarsi il matrimonio per conto proprio? Perché un wedding planner? Beh, la voglia c'è, però magari manca il tempo. Che cosa date in più? Beh, noi possiamo organizzare tutto dalla A alla Z, quindi dalla partecipazione alla bomboniera. Quanto può costare avere un wedding planner? Diciamo che per un matrimonio organizzato a 360 gradi si parte dai 1.000 euro. Infine il meritato e atteso viaggio che molti sognano lontano e soprattutto esotico. Il giro del mondo in 25 giorni, come? Beh, il giro del mondo significa partire da, in questo caso da Venezia e fare Giappone ad esempio, 10 giorni, arrivare in Polinesia altri 5-6 giorni, rientro via Stati Uniti, quindi Los Angeles, Parigi e arrivare a casa. Il tutto per quanti soldi? Il tutto per una cifra che si può girare attorno alle 15.000 euro a coppia.